Ingegnere Dino Barone, oggi delle novità che arrivano da parte della Regione relativamente alla struttura che c'è presso la casa natale di Luigi Pirandello. Buone notizie, speriamo che vadano in porto, ecco, se ce li vuole anticipare. Sì, finalmente abbiamo trasmesso durante il mese di novembre, proprio il 7, per via PEC, ed è già stata recepita la istanza di recupero dei fondi necessari alla risistemazione tecnica del caffè letterario Luigi Pirandello, per un totale di circa 154.000 euro, anche perché per il 2022 sono stanziati ben 50 milioni dal decreto Draghi e il Comune di Agrigento lo deve sapere e lo sa. Il decreto parla chiaro, non è una circolare ma è una direttiva, ed è anche per il 2023, per il 2024, ma noi non c'entriamo perché l'incendio purtroppo è stato nel 2022 agosto, a causa di cause meteoclimatiche, le chiama anche sia i vigili del fuoco di Agrigento sia il Ministero, che ha stanziato sia il commissario ad acta che il commissario che sarebbe l'ex presidente della regione siciliana, dottor Musumeci, o Nello Musumeci, come lui stesso si fa chiamare. La procedura è stata avviata, speriamo che il sindaco prenda il suo autista e venga con me a Palermo a sbloccarla o a spingerla affinché subito noi possiamo avere questi soldi, che non sono del Comune, ma il Comune è solo un partner nella misura in cui è uno dei vari titolari del parco letterario e quindi anche del caffè letterario. Cosa riscontriamo? Riscontriamo che mentre da un lato c'è una buona volontà da parte dei tecnici, potrei fare anche i nomi della Protezione Civile di Palermo e regionali, che sono dislocati secondo il loro ruolo nelle varie province, però qui ad Agrigento invece questa buona volontà la riscontriamo in maniera molto blanda, diciamo così, molto blanda. Infatti Palermo vuole la liberatoria di questa declaratoria, la declaratoria di questo fatto, cioè che venga chiarito dal Comune di Agrigento dove ricade nel territorio comunale il caffè letterario, e qui il Comune o l'ufficio adatto della Protezione Civile non può dare nulla, non perché non ce l'ha, perché dichiara di non avere mai ricevuto. Però abbiamo chiarito con il responsabile che le transenne numero 30 che ha affidato, e lo abbiamo ringraziato subito per ordine e lo ringraziamo sempre, del signor sindaco, immediatamente il 13 mattina, cioè l'indomani, meno di 24 ore dopo l'incendio, che è stato alle ore 18:30 del pomeriggio del giorno 12 di agosto. Le transenne parlano chiaro, sono state anche date in affidamento e quindi sono quasi la chiave del discorso, cioè dimostrano l'impegno del Comune, la Protezione Civile del Comune, che invece mi pare non vuole riconoscere e dichiara che non ha mai ricevuto nulla.